Ho chiesto di poter presentarvi io il professor Tito Ru, è uno storico, per una vita professore di storia della Sardegna all'Università di Cagliari, nella facoltà di Scienze Politiche, presidente del Comitato Risorgimento e ancora instancabile animatore della vita culturale sia isolana, in particolare cagliaritana. Quindi è per me un piacere potergli dare la parola per concludere con questa rassegna di interventi. Come fare a ringraziare dell'elogio un po' che lusinghiero a me professore dell'università, ma lasciamolo, eventualmente ci ritornerò, ma per dire che intervenendo a questo punto, dopo le autorevoli analisi, non dico relazioni, da parte di onorevoli Sordo e Soro, mi trovo un po' così, se non fosse che mi dico, ma in qualche modo, essendo un universitario, devo dire anche che Nino Carus era un collega universitario. I discorsi precedenti, forse anche dell'ora storica in cui viviamo, hanno in qualche misura indirizzato a tematiche forti, notevoli della realtà attuale in cui viviamo, non in Sardegna, non in Italia, in Europa, ma anche oltre. Le mie cose, le cose che dirò sono una testimonianza, ma questa testimonianza inizia dal dire che Nino Carus fu professore universitario non solamente nel senso di aver affrontato delle analisi di studio dalla politica economica all'economia, alla storia della Sardegna in particolare, ma lo fu anche dal punto di vista didattico. Io nel bel libro che abbiamo presentato, che è stato presentato, ho trovato degli spunti, spero che nel mio intervento possa eventualmente darvi un cenno, ma a questo legame universitario mi lega anche una convivenza, intanto di essere in piccola parte, non modesta, lo dico perché anche questo, avere il senso dei propri limiti è importante di fronte a Nino Carus e altri che facevano parte della rivista di Chinusa o del Puccino o di Autonomia e Cronache, che sono le riviste in cui Nino Carus è immerso, però ne posso testimoniare come dire, un rapporto personale, molte volte forse anche l'esigenza di un conforto reciproco in amarezze della vita, che anche questo fanno parte, ecco, c'era la parte di Nino con quella dolcezza di cui ha accennato, con quel suo temperamento mite, era una rassegnazione non cristiana, ma forse anche un qualche cosa di più di quella stessa rassegnazione che la religione ci porta. Come vedete, vi sono spunti che andrebbero approfonditi. Io invece, come dire, voglio prendere le nozioni partendo proprio dal lavoro che è stato fatto per presentare il libro. Avete udito voi dalla voce dell'onorevole Soldu la sua presentazione, la sua analisi, la sua presentazione, ma anche gli spunti ulteriori che appartengono ovviamente al suo modo di vivere, al suo sentire dell'onorevole Soldu, ma che possono essere anche in qualche misura una suggestione, un suggerimento, un'indicazione che vengono dalla dimestichezza con Nino Carus e dalla lettura dei suoi scritti. Ecco, ma a quello dell'onorevole Soldu aggiungo l'apporto dato da Daniela Forma alla presentazione del libro e allo studio, che è importante. E direi, continuando in quella tematica universitaria, Daniela mi dà un complimento esagerato. Io invece questo complimento esagerato lo riporto come un'esperienza magari posticipata, che lei sia allieva o sia diventata allieva di Nino Carus, e in qualche misura lo è con quello che sta facendo. Ecco, vi dirò che Daniela porta degli elementi di fondo nella interpretazione, al di sopra anche di quelle idee forti di cui si è parlato oggi, in particolare riprendendo anche un concetto che già è stato espresso, ma naturalmente espresso, non lo so, perché è vissuto in quel momento, in quelle temperie. Ecco, dice nella chiusura della sua iniziale presentazione, ecco, che in sostanza Nino Carus sente profondamente una tensione profonda di ricerca della verità, non di una sua verità, e anche questo è molto indicativo,
che lo renda a mio avviso un uomo profondamente libero, libero di quella libertà che non è oppressa dal vincolo del dover rendere conto agli uomini, ma solamente alla propria coscienza, quella verità che è riflesso di Dio e dà una misura. Si arriva più in alto, io che sono molto laico posso avere espressioni diverse, ma la profondità la sento di questa ricerca che poi corrisponde anche, stranamente, alla stessa adorazione, cioè questa fame di infinito. Partendo da questi sentimenti, da questi pensieri, comprendiamo subito poi la scelta dei testi che Daniela ha fatto, e io, se dovessi ripercorrere, non posso, in ognuno delle sue presentazioni dei vari scritti di Nino Caruso vi trovo semplificate in qualche misura quello che è il cammino della sua ricerca, ma anche della sua aspirazione, della sua ambizione, da quella che in particolare per la Sardegna, la ricerca dello sviluppo, il modo anche di dubitare anche degli stessi strumenti istituzionali di cui disponiamo, degli stessi partiti che sono in grado eventualmente di risolvere le esigenze di una società nuova, e nell'intervento dello Sud c'erano queste, nella parte conclusiva in particolare, queste esitanze, questi dubbi che un po' ci assillano. Ecco, ma va oltre in particolare quello che riguarda una Sardegna nel federalismo e tutto ciò che sta, non insisto su questo, ecco, ma tutto questo da aggiungere che nella scelta che ha fatto vi sono alcuni elementi significativi. Io ripensavo, parlando con Daniela, al momento in cui, scusate questa piccola vanità, ho redatto una piccola biografia di Nino. Io, ecco, la vanità, grazie al Mario Brigaglia, un operatore a tutto campo, a 360 gradi, di cui anch'io mi sono beneficiato perché mi ha reso artefice di questa raccolta di biografie dei parlamentari sardi, piccole biografie dei parlamentari sardi, saranno un 300 nel totale, anzi mi diceva giustamente lo Sud che forse dovremmo, ai fini anche di questo cammino che stiamo percorrendo, riesaminare, rivisitare i nostri protagonisti, capire anche le differenze che ci sono in tutto. Io probabilmente involontariamente ho camminato su questa strada senza dare un grandi apporti, l'ho detto, però ecco, allora ripensando a questa strada, a questo percorso di Nino Caruso, tra i molti lavori che vi sono, questo libretto che si chiamava Il foglio del diario di un parlamentare, ecco, il foglio del diario di un parlamentare, dove ci sono poi, tra l'altro, quasi me lo ricordo, queste anche ci sono dei disegni di Sciola, che poi accennava il Presidente nella introduzione. E dicevo, quindi, questo mio percorso nella lettura di Nino Caruso, ho individuato alcuni momenti forti anche dal punto di vista della ricerca scientifica e storiografica in particolare, che sono quella sulla sinistra cristiana, molto bella, che deve essere l'introduzione della raccolta sui periodici dal 1943 al 1993. Ecco, ma quella che mi colpisce, dati aggiungo, che mi colpisce dal punto di vista dell'economia, sono i 2 articoli sull'etica cristiana, di un argomento che personalmente ho anche studiato, conosco molti fondamentali della Sardegna, ma di un percorso che è cattivante, che in qualche modo, pur avendo divergenze di vedute, vi dico, però mi hanno colpito profondamente, ovviamente una traccia anche di una scuola che è quella di Fanfani, comprendiamo. C'è tutto questo, anzi aggiungo che vi saranno altri volumi, e dal punto di vista del suo apporto come professore universitario i lavori di Nino Caruso sono molti, anche di carattere generale, e bisognerà ovviamente avere il coraggio, creare un gruppo più forte e esaminarlo. Ecco, ma l'ultimo punto che voglio segnalare, e poi